È l'avvocato Giovanni Manildo, 43 anni, sposato, 3 figli, il nuovo candidato del PD alle amministrative del 2013. A deciderlo più di 1300 trevigiani che per lui hanno votato il 13 e 14 ottobre. Dietro di lui il professore Luciano Franchin, battuto da Manildo per 150 voti. Terza Maristella Caldato con 579 preferenze, Domenico Zanatta 292 e Ciro Perusini con 214. Una vittoria che Manildo, già segretario cittadino, ha accolto ringraziando i trevigiani. Sicuramente una gioia e una soddisfazione personale quello di essere riuscito a vincere queste primarie. Il dato penso che forse sia passata la voglia di cambiamento e la voglia di farlo insieme ai cittadini, quindi la voglia di coinvolgere uno stile diverso di amministrazione capace di ascoltare i cittadini. Spero di essere riuscito a trasmettere questo e che questo sia piaciuto ai cittadini. Manildo mette a tacere poi le polemiche sorte in merito all'affluenza. Innanzitutto una valutazione sulle primarie, sono state una festa di democrazia, hanno partecipato oltre 3.500 trevigiani dimostrando che c'è voglia di cambiare la città di Treviso. Quindi penso il primo dato è positivo sull'affluenza riguardo alle primarie e come un dato positivo riguardo lo strumento delle primarie come miglior strumento possibile per scegliere una candidatura. Le primarie, secondo il candidato sindaco, si confermano ancora una volta uno strumento valido a cui anche gli altri partiti cominciano a strizzare l'occhio.